Pace a tutti e benvenuti questa mattina. Voglio subito condividere con voi dei versetti della parola di Dio. In Lamentazioni 3, al versetto 21, 22 e 23, c'è scritto: ecco, ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Questi versi sono stati scritti in un momento di tristezza per il popolo di Israele, ma il profeta Geremia, anziché lamentarsi, decide di ricordare le promesse del Signore e la sua grande fedeltà. Voglio richiamare alla mente, dice, voglio ricordare. E allora, quando non vediamo una speranza davanti a noi, dobbiamo ricordarci della grande bontà di Dio. Le sue compassioni non sono finite, anzi si rinnovano ogni giorno, ogni mattina, non ogni tanto, non quando ce lo meritiamo, ogni giorno. Oggi abbiamo aperto gli occhi e il Signore ci offre la sua grazia. Ancora oggi ci offre la possibilità di ricominciare da capo. Se siamo caduti, se non abbiamo avuto fiducia, se siamo stati mancanti, le sue compassioni si rinnovano. Il Signore è caritatevole con noi. Noi possiamo andare a Lui e lodarlo con tutto il nostro cuore. C'è una misericordia per te oggi. Quindi ricordiamoci che non è per le nostre opere, ma è per la sua immensa e infinita bontà. E oggi, mentre lodiamo, ricordiamoci di quante volte ha asciugato le nostre lacrime, di quante volte ci ha sostenuto, liberato, e lodiamolo perché Lui è degno di ricevere la nostra lode. Amen. Guarigione in Dio, possiamo adorare, possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare, possiamo sentire l'allegria, possiamo sentire la gioia, c'è guarigione in Dio, possiamo adorare. Libertà nella casa.
Un applauso a Gesù. Ringraziarti, benedirti Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Alleluia a te, Gesù. Hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, perché non dovrei cantare le lodi nelle difficoltà, perché non dovrei darti il mio cuore se vedo la tua bontà. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per te libertà, e adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, Gesù, io mi arrendo alla tua presenza, danzo solo per te. Mi rendi più forte quando ti lodo, riempimi di te. Non avrò vergogna, io non temerò, salvezza ho trovato in te. Ciò che è folle per gli altri, per te libertà, e adesso non mi tratterrò. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia col sole o nella pioggia, mi fai danzare ancora e per sempre, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Mi hai dato gioia al mattino, gioia alla sera, mi fai danzare in ogni stagione, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, mi hai dato gioia col sole o nella pioggia, mi fai danzare ancora e per sempre, qualsiasi cosa accadrà. Gioia, oh, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, gioia c'è dentro al mio cuore, alleluia. Grazie Signore. Grazie Signore, perché veramente le tue compassioni si rinnovano ogni mattina, Signore.
Grazie Signore perché tu ci dai la capacità di ricordare quello che tu hai fatto nella nostra vita, Signore, ed è per questo che abbiamo gioia, Signore, anche nella pioggia, perché noi ricordiamo quali sono state le tue compassioni per noi, Signore. Grazie che la tua misericordia, Signore, è nostra ancora questa mattina. Signore, benedici coloro che non possono liberamente darti un culto, Signore, coloro che in questo momento magari sono nascosti da qualche parte, coloro che sono bombardati in questo momento, Signore. Ti preghiamo affinché tu possa far sentire la tua vicinanza. Tu sei con loro come sei con noi. Grazie, Signore. Amen. Ciò che non è tuo, io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te, io voglio fare la tua volontà e adorarti. Voglio fare
essere nella tua casa, la tua presenza, Signore. Grazie perché stiamo gustando la presenza dello Spirito Santo. Grazie perché tu sei qui in mezzo a noi. Donaci veramente mani pure, un cuore puro, Signore, per poterti lodare e benedire in piena libertà, Signore. Grazie per quello che tu sei per ciascuno di noi, per quello che tu fai giorno dopo giorno per noi. Ci hai dato un nuovo giorno di vita, Signore. Non possiamo fare altro che ringraziarti. È solo per la tua misericordia, per la tua grazia che siamo qui. Grazie, Signore, per quello che tu ci darai ancora oggi. Benedici il tuo servo che porterà la parola. Ungilo col tuo Santo Spirito. Ti vogliamo pregare per gli ammalati in mezzo a noi, Signore, che tu possa stendere la tua mano di guarigione su di loro. Grazie, Signore, per ogni cosa. Nel nome di Gesù, il benedetto in eterno.
Signore mio. Alleluia. Adoro te, mio Re dei Re. Alleluia. Voglio che tu regni in me, io amo te. Tu la mia giustizia sei. Adoro te, Signore mio. Alleluia. Nessuno è come te. Adoro te. Adoro te, Alleluia. Signore mio. Nessuno è come te. Adoro te, mio Re dei Re. Voglio che tu regni in me, io amo te. Tu la mia giustizia sei. Adoro te, Signore mio. Nessuno è come te. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie per la vita che ci doni, Signore. E anche, Signore, vogliamo ringraziarti per tutto quello che tu fai per noi. Voglio questa mattina ringraziarvi, ognuno di voi, ringraziare tutta la Chiesa che ha pregato per mio fratello Franco. Ecco, non è stato un rapporto facile tra noi,
Quindi quando un ospedale viene a mancare abbiamo bisogno di un conforto di qualcuno che comprende come ci sentiamo. Dio e il suo figlio Gesù ci possono comprendere. Mentre sulla terra Gesù trovò in prima persona cosa significa soffrire per la morte di un familiare o di un amico. Quando il suo amico Lazzaro morì, Gesù sentì una profonda tristezza, provava gli stessi sentimenti che provavano gli altri. Il dolore era troppo forte, eppure l'empatia che aveva lo spinse a comportare chi soffriva. Ma non solo, Gesù voleva fare di più, parlò con suo padre e riportò in vita il suo caro amico. Gesù non è cambiato, Dio non è cambiato. Quando qualcuno viene a mancare, loro soffrono. Sentono il dolore che si prova per aver promesso di eliminare la morte. Eliminare la morte per certo. E di recuperare le lacrime dei nostri occhi. Gesù fece questa promessa per il nostro futuro. Non meravigliatevi di questo, perché verrà il tempo in cui tutti quelli che staranno nella tomba e avranno creduto udranno la sua voce e li usciranno. In Apocalisse 1,4 è scritto che egli asciugherà ogni lacrima e la morte non ci sarà più. Né ci sarà più lutto né lamento né dolore. Le cose di prima sono passate, ecco sono diventate nuove. La nostra speranza è certitudine che essi sono nelle mani di Dio e compassionevoli e forte di Dio. L'amore è più forte della morte. E chi crede in Lui non sarà mai lui. Amen. E io voglio dire grazie per la vita di Bianca e di come lei che era chiuso alla parola di Dio dopo ha avuto in quei momenti così di ripresa che aveva perché si parla, che non aveva tanta conoscenza, Gloria a Gesù. ma il Signore mi ha dato modo di parlare. Gloria a Gesù. Quindi, sai che io ho sempre parlato di Dio, ma ci sono state cose che non me l'hanno permesso di ho fatto, voi non mi avete permesso di fare. Però io voglio dire oggi che anche che il Signore ti sta aspettando. Il Signore ti sta. Gloria a Gesù. Se io dico che mi ascolti apri i tuoi occhi, fai un gesto, fai qualcosa, ama Dio, cerca, perché il Signore dice che lei ha fatto conoscenza che sia per il Signore. Gloria a Gesù. E mi ha stretto la mano. Alleluia. Poi ho chiesto, ti posso dare un bacio? Gloria a Gesù. E lei mi ha detto sì, anche perché non abbiamo, ci siamo mai capiti. Gloria a Dio. Questo. Io ho cuore. Accomodatevi fratelli, accomodatevi pure. Ringraziamo il Signore. Giovanni, ti siamo vicini, la Chiesa ti è vicino, questa perdita di tua sorella. Il Signore l'abbia in gloria. Gloria a Dio. Come avete visto questa mattina abbiamo con noi coloro che ci hanno aiutati nei concerti, perché dopo il culto andiamo a mangiare una pizza insieme e dopo ritorneremo qui tutti quanti per parlare per gli impegni di quest'anno che avremo con la corale. Quindi vogliamo ringraziare il Signore per Gian, per Paolo e altri fratelli che sono qui, per le mogli che sono qui, che sono venuti, e siete una benedizione nell'opera di Dio, perché l'opera di Dio non è una chiesa locale. L'opera di Dio va ben oltre e quindi è un onore
essere al centro della volontà di Dio per essere usati da Dio, dove il Signore ci vuole. Siete d'accordo? E questo è importante, perché Dio quando ci ha chiamato a servirlo e noi dobbiamo piacere al Signore. Questa è la cosa più importante. Quindi ringrazio il Signore, e siccome che loro non c'erano anche l'altra domenica, ho fatto vedere il filmato, adesso voglio farvi vedere il filmato completo per coloro che si sono prodigati con il coro per il mese di dicembre e anche gennaio, e alcune parole che sono state spese per noi. Quindi vi chiedo di poter proiettare il filmato, per favore, Deborah. Sono qui con il vice sindaco Scomazzon per ringraziare innanzitutto il pastore Palma e la Chiesa Cristiana Evangelica per lo splendido evento che è stato organizzato il 3 gennaio all'interno del nostro nuovo Teatro Politeama. Un particolare applauso alla corale e soprattutto i complimenti per l'alta qualità dello spettacolo che ci avete offerto a noi e a tutta la comunità monasticense. Al di là del singolo evento, noi ci teniamo a ringraziare e a ribadire veramente con orgoglio quanto vi siamo grati per tutto quello che fa la Chiesa Cristiana Evangelica qui a Marostica per i nostri cittadini, concittadini, ma anche per i cittadini dei territori limitrofi. Sappiamo benissimo che l'aiuto che viene dato va ben oltre quelle che sono le mura cittadine. Ci teniamo anche a dire che saremo orgogliosi se anche il prossimo anno e per gli anni a venire desidererete partecipare alla rassegna natalizia con il vostro coro e soprattutto inserire nel progetto il finanziamento di altre attività che sicuramente come amministrazione porteremo avanti. Quindi da oggi cominciate a pensare alla scaletta per il prossimo spettacolo. Grazie ancora per tutto quello che fate. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Gianni mi ha chiesto di fare un piccolo video per voi, attraverso il quale appunto esprimere i miei sentimenti nei vostri confronti. Io direi che ci sono voci che cantano e poi ci sono voci che arrivano al cuore. Il vostro coro luce non è solo musica, è emozione, è messaggio, è amore. Non è solo bravura, ma direi che è anche anima soprattutto. Ma ciò che vi rende veramente speciali è quello che trasmettete. Ogni nota porta un messaggio, ogni parola accende una luce e i vostri sono messaggi veramente pieni di amore, momenti di condivisione che emozionano bambini, famiglie, persone che hanno bisogno della vostra generosità e del vostro credo. In un mondo che spesso direi divide, voi unite, cantando speranza, fede, umanità e fratellanza. E quindi io direi, continuate a cantare, a emozionare, cari preziosi amici, per ricordarci che l'amore è più forte e va oltre, sempre. Perché voi non cantate solo, ma accendete i cuori. E quando le luci si accendono, cambia tutto. Grazie anche per essere stati presenti nella mia vita in un momento così particolare. La vostra musica, le vostre preghiere per me e per la mia famiglia sono diventate veramente luce. Quindi a Gianni, a Lisa, a Katia, a Deborah, amici cari, e a tutti voi il mio più grande grazie dal profondo del cuore, per sempre. Ciao a tutti. Ciao.
Io Annalisa a nome della Scuola dell'Infanzia e io Lucia a nome dell'Associazione Arcobaleno vogliamo ringraziarvi tanto per il gran successo della vostra presenza alle Distillerie Poli. È stato un evento piaciuto a tutti i partecipanti ed è stato anche un grosso introito per la nostra scuola. Abbiamo raccolto quasi 2.000 euro. Noi vi ringraziamo di cuore a nome di tutti, soprattutto anche da parte dei bambini, perché quello che facciamo con i soldi raccolti è appunto migliorare l'offerta formativa per i nostri bimbi e speriamo di rivederci ancora. Certo, allora anche da parte mia e da parte di tutta l'associazione un grazie veramente di cuore per tutto quello che avete fatto e speriamo che anche voi siate stati contenti della nostra nuova avventura e speriamo di rivederci in un'altra occasione o su un altro futuro concerto. Grazie ancora di cuore. Grazie di cuore, ciao. veramente. Ciao ciao. Ok. Ecco, quella che avete vista seduta in poltrone sembra una qualsiasi che ci faccia invece è il presidente dei commercianti di Marostica, di tutti i negozianti. Quindi è importante la sua testimonianza, è una cara amica, però ovviamente lei era a nome di tutti i commercianti di Marostica, quello che è stato, ho detto, siccome che lei me lo voleva dire, ho detto fammi un filmato così lo faccio vedere alla Chiesa, e così è stato fatto, ho fatto un filmato della Chiesa. Così risplende la vostra luce nel cospetto degli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre nostro che è nei cieli. La Chiesa del Signore deve essere luce, non per questo, non a caso ci chiamiamo Coro Luce, perché desideriamo essere luce in questa città e non soltanto in questa città. Come avete potuto sentire, il Sindaco ha parlato anche dei limitrofi, proprio in settimana il gruppo che prepara i pacchi ha preparato per altre 8 persone, mi sembra che siano, di Schiavon, vicino. Il Sindaco ci ha chiesto, l'assessore ci ha chiesto servizio di preparare dei pacchi, l'abbiamo fatto e sono venuti a prendere direttamente il comune per portarli. Credo che siamo di buona testimonianza e deve essere così, non possiamo chiuderci fra 4 mura. Quindi il Coro Luce, almeno questo è il nostro desiderio da quando lo abbiamo iniziato a proporre, a metterlo, di essere una testimonianza della Chiesa che esce fuori, per testimoniare e raccontare. Guardate, io quest'anno avrei già 3-4 concerti da poter fare, quindi bloccati, ho detto che c'è la possibilità, ma ho detto dobbiamo parlare e anche decidere, poi dopo comunque ci incontriamo. Va bene, voglio dare la libertà a qualcuno che desidera ringraziare il Signore. Mia moglie è qui questa mattina con una gamba alzata, ma è qui. Voglio ringraziare il Signore perché l'intervento è andato bene. E quindi è il primo giorno che esce per venire in chiesa ed è meraviglioso. Chi desidera ringraziare il Signore, non voglio togliere l'opportunità a nessuno di poterlo fare, altrimenti chiamo Giulia. Giulia, vieni. Pace a tutti. Allora, seguitemi perché oggi gli annunci sono tanti, mi sa che parlerò 10 minuti solo io, ma vabbè, ascoltatemi. Allora, intanto vi do gli annunci, quelli soliti, diciamo. Il martedì c'è la preghiera nelle famiglie, il mercoledì l'incontro su Zoom alle ore 21:15, giovedì alle ore 20:30 lo studio biblico qui, e sabato alle ore 18 c'è... Mercoledì è l'incontro. Sì. No, ho detto mercoledì, sì. È sbagliato. Ah, no, ok, no, ho detto giusto ma poi ho detto sbagliato, ok. Sabato ci sarà una cosa un po' particolare, nel senso che faremo un incontro unito tra iNeedyou e il nuovo gruppo Giovani Vi Spiego. Non sarà la condivisione solita, ma sarà siccome bisognerà parlare un po' dei social della Chiesa, prendere in mano di nuovo l'attività dei social, tutto ciò che riguarda proprio l'aspetto pubblicitario e non, insomma, della Chiesa.
faremo un incontro dedicato a questo, quindi si parlerà di questa tematica, quindi chi viene sappia che non è la condivisione di sempre, ma è proprio per progettare questa cosa, per condividere questo progetto, quindi chi vuole fare parte, insomma, volentieri, è aperto a tutti. E come sempre vi ricordiamo che non passiamo con l'offerta, però ci sono le cassettine ai bordi all'uscita della chiesa. Gli annunci speciali, allora ci sono i battesimi, cioè c'è la possibilità di fare i battesimi. Se chi ha avuto un'esperienza personale con Gesù e vuole fare il passo del battesimo, vi incoraggiamo a parlarne col pastore. Potrete ricevere tutte le informazioni sugli incontri preparativi che riguardano proprio il battesimo e si può concordare insieme una data perché ancora non c'è. Però vi incoraggiamo perché è una scelta bellissima e siamo felici di accompagnarvi per chi ha piacere di farlo. Poi il convegno di Porte Aperte. Dal 15 al 17 maggio si terrà il convegno annuale di Porte Aperte e ovviamente vi incoraggiamo a partecipare perché sarà un'esperienza veramente unica e arricchente. Per chi è andato sa, fatevi raccontare perché è stupendo. Per informazioni sui costi e sulle modalità di iscrizione potete consultare o il sito di Porte Aperte o parlare con Silvia. Poi gruppo missionario dall'Alabama, i nostri cari fratelli che ogni anno vengono a trovarci, della chiesa Desperation Church. Come abbiamo già annunciato, sì, quest'anno tornano sempre Angela e Ronnie con un gruppetto, non sono molti, quest'anno sono in totale 5, quindi Angela, Ronnie, Sara, Tina e Luke. Saranno qui da martedì 24 a martedì 31 marzo, quindi l'ultima settimana di marzo loro saranno qui con noi. Vi invitiamo a segnare queste date e anche a ricordarvi di essere partecipi agli eventi che organizzeremo con loro e ovviamente come ogni volta sappiamo che saremo benedetti perché c'è tanta comunione con loro e si cresce insieme e vi chiediamo aiuto per l'ospitalità, nel senso che se desiderate offrire un pasto, una cena o una qualsiasi cosa per loro, fatelo sapere a Diorica che si organizza il discorso dei pasti con loro e i vari turni, diciamo. Poi, Donne allo specchio, quest'anno lo faremo assieme alle sorelle americane, quindi sarà il 28 maggio, avete scritto, mi sa che c'è un errore, 28 marzo, esatto, 28 marzo alle ore 18. E il titolo sarà Ogni momento conta e sarà fatto insieme a Angela, Sara e Tina. Non c'è bisogno che vi spiego com'è Donne allo specchio perché tutte lo sapete, però ecco, invitate amiche, colleghe, siate insomma presenti, che abbiamo anche questa cosa in più di avere le sorelle americane con noi, che sarà un bel momento. La locandina è qua, spero che vi ispiri di partecipare e pace a tutti. Gloria a Dio. Bene. Ci rivolgiamo direttamente alla parola di Dio, cosa dite? Visto che poi dobbiamo andare per mezzogiorno, un quarto, mezzogiorno e mezzo dobbiamo essere lì in pizzeria, perché ci danno solo 2 ore e mezzo di tempo, poi dopo chiudono e l'aprono soltanto per noi. Quindi rivolgiamoci alla parola di Dio. Il messaggio di questa mattina che il Signore ha messo nel mio cuore venerdì: Dio onora coloro che lo onorano. Vedete la mia foto perché non si trovava un soggetto adatto, quindi cosa mettiamo? Ho detto metti la mia foto, tanto a Napoli diciamo ogni scarafone è bella mamma soia, quindi è un modo per dire. Cosa voglio dirvi questa mattina su questo argomento? Credo che più che mai oggi la Chiesa ha bisogno veramente di essere, come dire, in qualche modo ripresa. Sapete, parliamo a livello pastorale, vediamo e sentiamo e guardiamo tante situazioni e realmente ci chiediamo, ma coloro che frequentano la Chiesa hanno realmente fatto un'esperienza con il Signore oppure no? Questa mattina lo studio che ha portato Nino parlava proprio su questo argomento, sul per giù. La realtà è che più, lo dice la scrittura, perché parla del 50%, i 2 saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro lasciato. Quindi un 50%
all'interno della Chiesa, realmente vive nella Chiesa, ma non ha ancora sperimentato l'amore di Dio. È stato preso mentalmente, è stato preso emotivamente, è stato preso nell'anima. Sapete che noi abbiamo un'anima, quindi mi piace stare con i mi piace il culto, mi piace stare insieme con loro, mi sento un po' meglio, me ne esco più incoraggiato, ma la realtà è che non sono stato trasformato spiritualmente da Cristo Gesù, dallo Spirito Santo. Stamattina è stato detto più volte, è stato ripetuto: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutto è diventato nuovo. Il termine originale dice una nuova creazione, cioè completamente creazione. Ma la realtà dei fatti è questo, quello che consideravo questa mattina mentre Nino faceva lo studio. Stavo considerando che quando il Signore ci ha, come dice la scrittura, una nuova creatura, avrebbe potuto anche ridarci un'anima nuova. L'anima invece è rimasta in noi, quelli della vecchia natura. Difatti Paolo poi dice che dobbiamo ogni mattina rivestirci dell'uomo nuovo che va a rinnovarsi con Cristo. Quindi è una posizione che noi prendiamo. Siate rinnovati mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi è una posizione che noi prendiamo ogni mattina di sapere che non apparteniamo più a questo regno, ma c'è un regno di Dio di cui noi apparteniamo perché Lui ci ha inseriti nel suo regno. Sono chiaro fin qui? È importante. Ma tante volte il vecchio uomo vince l'uomo nuovo. Facciamo certe cose di cui questa mattina poi è stato preso anche questo verso, che l'Apostolo Paolo dice: quello che vorrei fare non lo faccio, quando voglio fare il bene non lo faccio, ma poi quando invece non voglio fare quello lo faccio. Sì, c'è questo combattimento dentro di noi. Ma la realtà è questa, che il Signore ha lasciato lo Spirito Santo sulla Chiesa e l'ha lasciata dentro ognuno di noi. Siamo nati di nuovo, siete d'accordo o no? E mi auguro che tutti quanti che siamo qui presenti abbiamo fatto questa esperienza di nascere di nuovo, nascere per lo Spirito, come Gesù lo disse a Nicodemo: se uno non nasce di acqua e di Spirito non può vedere il regno di Dio. Onorare Dio vuol dire onorare il Signore non soltanto quando io vado in chiesa, non soltanto quando sto in mezzo ai fratelli, quando sto con il corpo di Cristo. Onorare il Signore vuol dire onorare 24 ore su 24, anche quando dormi, perché i nostri pensieri, se sono guidati dallo Spirito Santo, noi possiamo onorare il Signore. Non onorare il Signore soltanto con la bocca, perché il Signore riprende un popolo e dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Perché che se ne dica, in mezzo a noi c'è il Signore. E Lui guarda i cuori, guarda i nostri cuori. La parola di Dio questa mattina lo volevo dire, poi ho detto è meglio che taccio, sto in silenzio. Dice: non mentite gli uni agli altri perché siete stati trasformati. Non mentite gli uni agli altri. Il fatto di mentire, trovare una scusa, è mentire. E la Bibbia ce lo dice: non mentite gli uni agli altri perché siete stati trasformati. Quindi anche la bugia bianca, l'avete mai sentito dire? No, la bugia bianca, non esiste la bugia bianca. Bugia è bugia. C'è poco da fare. Ora inoltriamoci nella parola di Dio, in modo che ho fatto questa introduzione, spero come dire, stare dentro al messaggio, perché devo leggere Daniele capitolo 6. Daniele capitolo 6. Parve bene a re Dario di affidare l'amministrazione del suo regno ai 120 satrapi, distribuendo tutte le province del regno. Sopra di loro nominò 3 capi, uno dei quali era Daniele, perché i satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun danno. Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi perché c'era in lui uno spirito straordinario. Il re pensava di stabilirlo sopra tutto il suo regno. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione,
perché egli era stato fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun preteso per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la sua legge e il suo Dio. Allora i capi e i satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: vivi il re, vivi in eterno, o re Dario. Tutti i capi del regno, i profeti e i satrapi, i consiglieri e i governatori sono accordati perché il re promunghi il decreto e imponga un severo divieto. Chiunque per un periodo di 30 giorni rivolgerà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. Ora, o re, promulga il divieto e firma il decreto perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperto verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale. Non hai tu decretato che chiunque per un periodo di tempo, 30 giorni, farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo, tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni? Il re rispose e disse: così ho stabilito secondo la legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: Daniele, uomo dei deportati della Giudea, non tiene in nessun conto né te né il divieto che tu hai firmato, o re, ma prega il suo Dio 3 volte al giorno. Udito questo, il re ne fu molto addolorato. Si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramontar del sole fece tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che le leggi dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che servi con perseveranza, sarà lui a liberarti. Poi fu portata una pietra e fu messa sull'apertura della fossa. Il re sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele. Allora il re ritornò al palazzo e digiunò tutta la notte. Non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei leoni. Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: Daniele, servo dell'Iddio vivente, il tuo Dio che tu servi con perseveranza ha potuto liberarti dai leoni? E Daniele rispose al re: vivi per sempre, o re, il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni. Essi non mi hanno fatto nessun male, perché sono stato trovato innocente davanti a lui e anche davanti a te, o re. Non ho fatto niente di male. Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa. Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo Dio. Per ordine del re, gli uomini che avevano accusato Daniele furono presi e gettati nella fossa dei leoni con i loro figli e le loro mogli. Non furono ancora giunti nella fossa che i leoni si lanciarono su di loro e stritolarono tutte le loro ossa. Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, di nazione e lingue che abitava su tutta la terra: pace e prosperità vi siano date in abbondanza. Io decreto
che in tutto il territorio del mio regno si tema e si rispetta il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio sarà sino alla fine. Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e sulla terra. È lui che ha liberato Daniele dalle zampe dei leoni. Daniele prospererò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro il persiano. Gloria a Dio! Questa non è una storiella, questa è la realtà, la verità. E quello stesso Dio è ancora oggi in mezzo al suo popolo. Lo stesso Dio di Daniele è il nostro Dio, siete d'accordo con me? Allora il re ordinò il suo palazzo, allora ritornò nel suo palazzo e digiunò tutta la notte, non fece venire nessuna delle concubine e non riuscì a dormire. Pensate, il re nel palazzo reale e Daniele nella fossa dei leoni. Daniele riposava tranquillamente, il re nel palazzo reale non dormiva. Tu potrai essere nel miglior posto migliore tranquillo, potrai avere tutti i beni in assoluti di questo mondo. Non so se avete visto questa mattina, da ieri, è stato attaccato il posto più ricco del mondo, Dubai, e c'è gente che pensava che lì stava tranquillo, stanno tremando. C'è un italiano che tutto il giorno è messo lì a dire perché non c'è posto sulla terra dove tu puoi stare tranquillo. La tua tranquillità la trovi solo nel Signore, anche se ti trovi nella fossa dei leoni. Grazie per questi pochi amen. Vuol dire che non hai ancora fatto un'esperienza con il Signore. Cosa facciamo quando ci arriva una cattiva notizia? A Daniele lo hanno riferito, gli hanno detto che il re aveva firmato il decreto. Cosa facciamo quando ci arriva una cattiva notizia? Panico. Panico assoluto. Corri a destra, corri a sinistra, non sai più quello che devi fare, a chi rivolgerti, vai a trovare il miglior medico, il miglior dottore che ci sia, senti di qua e senti di là. Daniele fece una cosa che aveva sempre fatto. Sempre fatto. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua, il verso 10, e tenendo le finestre aperte della sua camera superiore, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era di solito fare, anche come prima. E tutto questo gli permise di stare sereno nel momento della difficoltà. Nel momento della difficoltà, nel momento del problema, nel momento che ti vengono addosso, perché non siamo esenti dai problemi, i problemi arrivano, però il rapporto che tu hai con il Signore, quella certezza che Lui ha tutto sotto il suo controllo, ti permette di dormire in mezzo ai leoni. Infatti il versetto 22 ci dice che aveva avuto fede in Dio. Abbiamo detto domenica scorsa, non è facile camminare nelle vie di Dio. Non lo è stato per Daniele e non lo sarà neanche per noi. La parola di Dio dice che molte saranno le afflizioni del giusto, ma il Signore le libera da tutto. Salmo versetto 34, capitolo 34, versetto 19. L'arma più potente del diavolo, udite, udite. Questa mattina facevo questa considerazione. Sapete, sono ormai, lo sapete quanti anni sono nel ministero e quanti anni conosco il Signore, da quando sono venuto in questo mondo, che sono nato nella fede. Il diavolo non fa mai cose nuove, il diavolo si ripete. Lui non può creare cose nuove, perché non è un creatore, lui ripete. Come nel giardino dell'Eden, ancora oggi lui ripete le stesse cose e purtroppo trova ancora quei... Sapete che a Napoli esiste ancora chi fa il pacco? Avete mai visto il pacco? Avete mai sentito di questo pacco, no?
Uno ti fa vedere quello che ti vende e ti dice: lo vuoi questo stereo, vuoi questa macchina fotografica, vuoi questo cellulare, costa 1.800 euro, io te lo do per 200 euro. Se dice: no dai, 300, no, 800. Allora lui cosa fa? C'è un suo complice, grazie, non mi veniva a te, un complice dietro, già pronto, che ha la busta e c'ha una scatolina con una piccola, dipende dal peso che tu compri, uguale, loro pesano la stessa cosa, dietro. Nel frattempo lui ti fa vedere che te la mette così, poi la mette dietro, mentre quello sta prendendo i soldi, passa l'altro, si prende la busta e ti dà una busta in mano, che c'è dentro a quel pacco un sasso. Tu non lo apri lì perché hai paura, perché sai che non puoi comprare roba rubata. Quindi cosa fai? Tu prendi questa busta e inizi a correre, te ne vai in macchina e la metti lì, inizi a camminare, vai in un posto tranquillo, apri e trovi... Torni indietro, non lo trovi più. Il diavolo ancora oggi fa le stesse cose. Però ascoltate, l'arma potente che il diavolo usa contro i servi di Dio, sapete qual è? È la maldicenza. È la maldicenza. Sono le offese e le accuse, e specialmente quando vengono fatte contro i servi di Dio. Guardate, se non è per la grazia di Dio che noi rimaniamo saldi e fermi nelle sue vie, perché quelle maldicenze, io ho visto tanti fedeli allontanarsi dalla Chiesa proprio per la maldicenza. Non sono riusciti a restare, a rimanere, perché qualcuno ha offeso. E la parola di Dio, sapete cosa dice sull'offesa dei fratelli? Dice che è come... Chi si ricorda questo verso? È come le sbarre di una prigione. Sono terribili. Le parole. Giacomo scrive una lettera riguardo a questa piccola... Dobbiamo fare attenzione a quello che scriviamo, a quello che si scrive su una finestra aperta che è Facebook. Dobbiamo fare molta attenzione, perché è una finestra aperta al mondo e dobbiamo fare molta attenzione a quello che si scrive. Ci deve colpire e far riflettere ciò che il re Dario afferma al versetto 16. Ci deve far riflettere, perché il re Dario, quando lo getta nella fossa, lui stesso gli dice, profeticamente, l'Iddio che tu servi con... Non una volta quando vai al Tempio, non una volta quando ci sono le riunioni, ma con perseveranza. Perché Dio non lo lasciamo in chiesa, Dio ce lo portiamo a casa, ce lo portiamo con noi. Dio è con noi 24 ore su 24, siete d'accordo o no? E che tu con perseveranza, questo vuol dire che nel tuo lavoro, vuol dire che nel posto dove tu sei, nel tuo palazzo, nel condominio, a scuola, chi ha più ne ha, chi ha più ne metta. Dovunque tu sei, la tua vita dovrebbe glorificare il nome del Signore. A Daniele non lo hanno potuto accusare di niente, perché ha detto non lo possiamo accusare di niente, perché non troveremo niente, perché è una persona ligia, leale, sincera. L'unica cosa che noi possiamo prendere è il fatto che il re aveva messo i decreti che dovevano ascoltare, quindi l'unica cosa è nella sua religione. Sei mai stato accusato per la tua religione? Alza la mano. Sempre. Ma tu, ma voi. Guardate che c'è un verso della parola di Dio che è molto importante, che disse Gesù. Se non ti ricordi niente di questo messaggio, vorrei che tu ti ricordassi questa parola.
perché un po' racchiude quello che giovedì Deborah ha fatto lo studio e questa mattina lui ha portato lo studio. Perché io dico che bisogna frequentare la Chiesa? Perché tu non sai quello che il Signore sta dicendo alla Chiesa. Se tu non frequenti al giovedì, se non frequenti la domenica mattina lo studio, non sai quello che il Signore sta parlando alla Chiesa. Puoi saperlo soltanto della predicazione della domenica, ma quando lo Spirito parla, lui inizia e porta avanti. Siete d'accordo con me o no? È così. E quindi non sapendo si apre la bocca tanto per aprirla. Gesù disse, Matteo 7, 19, 21, ogni albero che non dà frutto è tagliato via, è gettato nel fuoco. E dice, voi dunque li riconoscerete dunque dai loro frutti. Abbiamo detto giovedì, proprio è stato detto giovedì nello studio di Deborah, il fatto che noi siamo stati scelti da Dio e non stiamo facendo qualcosa nel piano di Dio e per l'opera di Dio, siamo infruttuosi. Ascolta, quanti di voi lavorate qui? Alzate la mano. Lavorate, no? Lavorare. Penso tutti lavorate. Almeno quelli che sono in pensione, ma quelli che non lavorate. Secondo te, il tuo datore di lavoro, dovunque tu sei, ti ha assunto per farti stare seduto sulla sedia? Ti ha assunto per darti uno stipendio a fine mese e dire, bene, grazie che sei venuto da me, perché mi piace vederti. Sei bello, sei bella. Perché siamo stati arruolati dal Signore? Cosa dice la parola di Dio? La scrittura ci dice, Gesù disse andiate e portiate e il vostro frutto sia permanente. Parla di frutto. Allora qui dice, Gesù disse, li riconoscerete dunque dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ascolta bene, lo so che non ti piace, ma te lo devo dire da parte del Signore. O prendilo anche da parte mia, non importa. Però voglio dirti questo, il fatto di frequentare la Chiesa non ti porterà in cielo. Il fatto di essere cristiano di fede evangelica non ti porterà in cielo. Se poi dopo mi vieni a dire a me, mi fai vedere biblicamente quello che io ti sto dicendo, che non è così, allora è vero che le opere non salvano e non sono importanti, però Dio ci ha chiamato a servirlo, ci ha chiamato a essere di luce e di testimonianza. Per quale ragione? Vi ho fatto vedere il filmato del sindaco di quello che lui ha detto sulla chiesa di Marostica, che io ho sempre pregato che ci fosse la bandiera, ve l'ho detto anche l'altra domenica, no, di Gesù sul castello superiore. Hanno messo loro il logo della chiesa evangelica di Marostica sulla città di Marostica. È un filmato che hanno messo loro. E io sto pregando che 12.300 persone si convertono al Signore, perché Marostica ci sono 12.300 persone. Da quando sono qui a Marostica ho detto, Signore, dacci questa città per te. E voglio vedere più marosticensi nella Chiesa. Poi Bassano, quello che volete. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Ma addirittura Gesù disse che un giorno davanti a Lui gli diranno, Signore, ma nel tuo nome noi abbiamo profetizzato. Nel tuo nome noi abbiamo... E sapete cosa gli dirà il Signore? Sì, lo sapete. Non vi ho mai conosciuti. Sapete il termine originale conoscenza che parla la scrittura lì? Che cosa dice? Parla del conoscere come l'uomo si conosce con la moglie intimamente nel matrimonio. Non ti ho mai conosciuto, non ho mai avuto rapporti con te. Non ti conosco. Prova a immaginare. Sarebbe terribile quel giorno. E sta parlando, Signore, ma nel tuo nome, sì, perché magari Dio si è usato anche di te qualche volta per fare, perché Dio usa chi vuole, quando vuole e come vuole. Galati parla di un frutto. Un frutto come l'arancia, che è un frutto ma all'interno ci sono degli spicchi. Quindi parla di questo frutto. Qual è questo frutto? Il frutto è Galati 5,22. Il frutto dello Spirito invece è
Ascoltate bene, perché li dobbiamo trovare in noi quelli, perché se non li troviamo abbiamo bisogno di chiedere al Signore: Signore, lavora nella mia vita per favore. Io non ho tutti quei frutti lì, magari li avessi. Però cosa dice? Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Non sparlare, non dir male. Questo non è un frutto dello Spirito. Questo è qualcosa che non viene da Dio. Dio ci ha chiamato a benedire. Anche quando entriamo nelle case ci dice: quando entrate in quella casa dite. Ma come possiamo portare pace se pace non c'è in noi? Non si può portare pace. Solo se la pace vive in noi, noi possiamo portare pace agli altri. Possiamo dare pace. Sono d'accordo con voi che nessuno è perfetto, nemmeno il sottoscritto. Però siamo, cosa dico tante volte? In corso d'opera. Avete mai visto quando stanno facendo dei palazzi? Avete visto cosa fanno? Mettono tutte quelle tele davanti e c'è scritto che alcuni mettono anche il disegno di già come sarà il palazzo. Eh sì, perché anche l'Apostolo Giovanni dice: fratelli, non è ancora apparso quello che noi siamo, perché quello che noi saremo davanti al Signore, quando Lui verrà, noi saremo simili a Lui. Quindi già davanti a noi dovrebbe esserci quello che poi saremo alla presenza del Signore. Ascolta bene. Mentre coloro che cercano di calunniare e sparlare di te, mentre coloro che cercano di trovare non si rendono conto che si stanno costruendo una condanna da sole. Al versetto 24 abbiamo letto che furono gettati loro stessi dentro a quel pozzo. Pensavano di gettare Daniele e anche quando l'avevano gettate non avrebbero mai immaginato che Daniele uscisse indenne da dentro lì. Infatti il re cosa fa? L'avete notato? Col suo sigillo, il re aveva l'anello che sigillava, mette il sigillo sopra, perché dice: non vorrei che qualcuno pensasse come hanno fatto con Gesù. Chi l'ha andato a tirare fuori da lì? Ha sigillato. E così ha potuto dire: Daniele, ha potuto l'Iddio tuo che tu servi del continuo. Il re lo sapeva che serviva del continuo. Ha potuto liberarti, o re? Daniele dichiara che non ha fatto nulla di male né a lui né al Signore, e neanche a te, o re. Io voglio dirvi questo. 1 Corinzi 3,17 dice: se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Ci dimentichiamo che c'è qualcuno che ci difende. Ci dimentichiamo che il Signore ha mandato il suo angelo. Sapete chi era quell'angelo? Sì. È quello che ha detto a noi: non vi lascerò e non vi abbandonerò mai. Gesù si è presentato lì. Così come quando furono gettati Shadrach, Mesach ed Abednego dentro alla fornace ardente, dice: io vedo 4 uomini, ma non avete buttati 3, ne vedo 4. Sì, perché Gesù non ci lascia in mezzo alle situazioni. Lui ci ha detto che Lui sarà con noi. Forse tu ti senti in una fossa attorniati da leoni. Forse tu stai vivendo un momento particolare, un momento molto difficile. Forse ti senti accusato. Forse sai anche chi sono i tuoi accusatori, come lo so io. So chi sono gli accusatori. E il Signore mi ha detto: finché non tornerai a me, li avrai sempre. Li avrai sempre. E quindi io, sapete cosa gli ho detto? Signore, tienimi fedele a te. Tienimi fedele a te, fino all'ultimo giorno che tu mi chiamerai alla tua presenza. E voglio dirti questo:
se tu ti senti attorniato da leoni, sei stato gettato in una fossa, c'è stato chi ti ha ferito, c'è stato chi ha parlato male di te, c'è stato chi sta continuando a parlare male, c'è stato chi ha messo un decreto su di te, pensando che oramai la tua situazione, come lui ti ha messo, non puoi più venirne fuori. Sono chiaro? Non temere. Lo stesso Dio che liberò Daniele, libererà anche te. Lo stesso Dio che ha liberato Daniele, lo stesso Dio che ha chiuso le bocche dei leoni, lui ancora oggi chiuderà le bocche. Chiuderà le bocche. Dobbiamo avere quella fede nel Signore e stare fermi nelle vie del Signore. Guardate, Dio onora coloro che lo onorano. Come possiamo onorare il Signore? A volte anche stare in silenzio, stiamo onorando il Signore. Perché quando noi apriamo questa qui, il più delle volte facciamo danni. Siete d'accordo o no? Quante volte ti sei trovato a dire qualcosa e te ne sei pentito di quello che hai detto? Perché non lo volevi dire, perché ti è uscito fuori. Eh sì, perché come questa mattina si parlava, c'è anche il vecchio uomo che torna sempre. Ecco perché il Signore ci dice di rivestirci ogni giorno dell'uomo nuovo, di spogliare l'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo che è in Cristo Gesù. Non è facile, come domenica scorsa, che questo è il continuo della predica di domenica, non è facile camminare nelle vie di Dio, siete d'accordo o no? Non è facile camminare nelle vie di Dio, non è neanche difficile accettare Gesù, è difficile accettare Gesù. A volte ci sono di quelle predicazioni dove tu devi essere proprio stupido, scusate il termine, di non accettare Gesù. Si parla che il Signore ti libera, il Signore ti guarisce, il Signore ti fa, il Signore... Ma chi è questo sciocco che non va avanti e dice io voglio accettare Gesù? Quanti di voi o quanti di noi avrebbero accettato Gesù come le stesse parole che Dio ha usato per Paolo? Dovrà vedere quante cose dovrà soffrire per il mio nome. Quanti di noi erano pronti a dire sì Signore, io voglio soffrire per te? A volte non... Soltanto qualche parola ci offende e ci richiudiamo. Pensate un po'. E allora siamo mossi dalle emozioni, siamo mossi mentalmente e prima o dopo questa... vediamo se riesco a trovare le parole. Questa attitudine, aiutatemi, questo processo... Cioè, prima o dopo viene fuori. Sapete perché? Perché camminare nelle vie di Dio, tu avrai tante tentazioni, avrai tante persecuzioni, tu avrai tanti problemi. Monica mi diceva, pastore, io voglio battezzarmi, lo sai? E io ho detto, certo, ti avevo già inquadrato. E mi ha detto, ma in questo periodo, da quando ho detto che mi voglio battezzare, sto passando problemi a non finire. Per favore, fategli vedere, a mano alzate, quanti di voi prima di battezzarvi avete passato non pochi problemi? Sapete perché? Perché tu passi da una schiavitù a una libertà in Cristo. Ecco perché il battesimo è per adulti. Un neonato non può comprendere. Il battesimo è per adulti. Sono io che ho accettato Gesù nel mio cuore. Sono io che dichiaro pubblicamente ai principati e alle potestà e io dichiaro pubblicamente alla Chiesa che la mia vita appartiene a Gesù perché Lui si è dato a me e io mi do a Lui interamente. E allora avrai questi problemi. Allora quando verranno questi problemi sulla tua vita, due sono le cose. O fai come disse l'Apostolo Paolo, chi mi separerà dall'amore di Cristo Gesù? Paolo dice, tutti mi hanno abbandonati, i miei amici, le persone più mi hanno... Ma uno solo non mi ha abbandonato, il Signore non mi ha mai lasciato. Io ti auguro con tutto il mio cuore che tu possa
avere dei fratelli e delle sorelle di questa Chiesa, ma non solo di questa Chiesa, coloro che ti vogliono bene, che ti stanno vicino anche nei momenti difficili, coloro al quale tu puoi parlare, puoi andare da loro anche quando sei in crisi, anche quando ti arrabbi con Dio, puoi andare a sfogarti, a parlare con un fratello, con una sorella e dire mi trovo in questa situazione, magari quel fratello al posto di fare come gli amici di Giobbe stanno con la bocca chiusa, ti abbracciano e ti dicono preghiamo. Me lo auguro con tutto il mio cuore di poter pregare insieme, non accusarti perché ti trovi in quella situazione. Però una cosa è certa, che la scrittura parla di una verità reale, dice i finti fratelli sono nella Chiesa del Signore. E allora come possiamo vedere? E lo vediamo proprio quando avvengono queste situazioni, che in mezzo a 1000 difficoltà, in mezzo a molti problemi, in mezzo a tante persecuzioni, in mezzo a tante situazioni difficili, restano fedeli al Signore. Perché? Perché sanno che l'Iddio che liberò Daniele dalla fossa dei leoni è potente da liberare anche da qualsiasi condizione o situazione che tu ti stai trovando in questo momento. Alziamoci in piedi. Vi chiedo di chiudere gli occhi e abbassare il vostro capo. Stamattina il messaggio è concentrato in due cose. Uno, se realmente non hai ancora fatto un'esperienza con il Signore, cioè non sei nato di nuovo, non hai ancora dato la tua vita al Signore, io voglio consigliarti, questo è il momento. Io non chiamo nessuno qui davanti, perché non è che dobbiamo far vedere agli altri, questa è una scelta personale, individuale davanti al Signore. Quindi tu devi chiudere i tuoi occhi e dire Signore, questa mattina ti do la mia vita. Questa mattina voglio fare sul serio, perché io non so quanto tempo tu hai destinato per me su questa terra. Chi lo sa? Non sappiamo niente. Però Signore, io so una cosa, che tu mi hai promesso, o meglio, tu prometti nella tua parola, che tu sei vicino a tutti coloro che si affidano a te. Guardate fratelli, questa mattina consideravo coloro che stanno vivendo sotto a quelle bombe, che gli arrivano addosso. E sapete, in mezzo a loro ci sono anche dei fratelli, ci sono dei missionari che sono andati lì come tralci. Sono andati lì, ieri Gennaro ha mandato un messaggio a tutti quanti noi, che ci sono dei giovani che sono andati in Iran, sono lì. Ci sono dei fratelli nostri che hanno fatto un'esperienza con il Signore, ex musulmani, che hanno dato il loro cuore al Signore. C'è una situazione difficile. Noi non sappiamo il nostro domani, però oggi tu puoi scegliere il tuo domani. Oggi tu puoi fare una scelta per il tuo domani, affidare la tua vita al Signore, dire Signore, la mia vita appartiene a te. E i prossimi battesimi sarò io a scendere nelle acque battesimali, perché testimonierò di quello che tu hai fatto nella mia vita. Non ho cambiato religione, non sono in mezzo agli evangelici perché in qualche modo è più bello, no, perché tu, Signore, stai toccando il mio cuore e sento la presenza dello Spirito Santo nella mia vita. L'altro è, ti senti nella fossa dei leoni? Sei stato gettato nella fossa dei leoni? Qualcuno ha pensato di vincertela? Ebbene, questa mattina io voglio dirti, continua a rimanere fedele al Signore, perché Dio onora coloro che lo onorano. Non trascurare, ascolta bene, non trascurare la parola di Dio, non trascurare il tuo luogo di preghiera. Se puoi 3 volte al giorno, se puoi di più, se puoi, non importa, non ha importanza il tempo, ma la tua relazione con il Signore, perché è lì dove il Signore ti incontrerà e parlerà con te. Dio non ti incontra la domenica mattina in chiesa soltanto. Dio vuole incontrarsi con te in ogni momento della tua vita. Lui vuole avere un rapporto con te al lavoro, in macchina, dovunque tu sei. Lui vuole avere un rapporto con te e vuole parlare al tuo spirito, vuole parlare alla tua mente, perché desidera che gli altri possano vedere che tu sei un suo figliuolo, che tu hai dentro di te il suo Santo Spirito
E questo è quello che fa la differenza. Dai frutti si vedranno chi sono i miei figli. Signore, aiutaci a portarti frutto per la tua gloria. Fa che possiamo avere quel frutto che tu desideri di noi, il frutto che è scritto in Galati, Signore, che possiamo avere amore, che possiamo avere quella pace, che possiamo avere, Signore, quello che tu ci aiuti a fare. Grazie per questo culto, grazie per questa giornata, grazie per la tua parola. E adesso, Signore, vogliamo dirti: rimani con noi sempre. Signore, guidaci in tutta questa giornata. Se abbiamo opportunità di poter parlare di te a qualcuno, Signore, aiutaci ad aprire la nostra bocca ed essere di edificazione. E se sentiamo qualcosa che non va, aiutaci a chiudere la nostra bocca e aiutaci anche a stare lontano da chi parlano male dell'opera tua. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Buona domenica, fratelli, buona domenica.